Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' di alcune cosine che riguardano delle domande che mi hanno fatto chi segue il vostro Marietto Veneziano e anche di come sta andando sia il gruppo che il diario del Marietto Veneziano che il gruppo di Telegram e il canale YouTube. Ma prima di fare questo vi ricordo che oggi alle ore 16 nel canale del Marietto Veneziano ci sono le live gratuite e anche col pendolino. Chiunque vuole venire può venire tranquillamente e può fare delle domande gratuite. Chiaramente vi ricordo dei punti importanti che non dovete dimenticare: primo, nome; secondo, data di nascita; e terzo, educazione. In queste live, che dura dalle 16 alle 16:30, chi prima arriva fa la domanda, una sola domanda, e via dicendo. Poi se volete delle consulenze a parte, no, costano 20 euro, 45 minuti. Dico questo perché alcuni mi contattano, come si suol dire, in PVT su WhatsApp, perché le consulenze si fanno solo su WhatsApp. Gli dico che sono 20 euro perché l'ho sempre detto, no? E mi dicono vuoi solo soldi. Cioè io non sono qui a perdere tempo. Se volete una consulenza seria e professionale, il prezzo è questo qui. Non sto mendicando niente a nessuno. Se qualcuno lo vuole, bene il servizio; se non lo vuole, amici come prima. Non è che vi sto cercando, vi ho cercato io. Se mi cercate dovete sapere che è così. Poi vediamo un po' di cosa ha fatto il Marietto in questo anno. In questo anno Marietto ha messo su nel canale YouTube 1000 video, 1018. Per chi non ci crede basta che va sul tubo, scrive Marietto Veneziano e vedrà che ci sono più di 1000 video gratis. Alcuni durano pochi minuti, 5, 10, altri durano qualcosina in più. Di questi 1000 video, no, più o meno sono state viste per 8000 ore, da 130.000 visualizzazioni. In più negli ultimi 5 anni, con l'aiuto di tantissime persone, tra cui Paolo Chirilli, Icaro e tanti altri che si sono aggiunti, chiaramente anche il De Garda, che è tra una delle più grandi sostenitrici del sito del capitano.altavista.org, sono stati scaricati qualcosa come: ciao Sara, ciao Sabrina, grazie di esserti uniti. Quindi sono stati scaricati 147, adesso saranno sui 150.000 ebook gratuiti, dove più o meno alla media di 10 ebook praticamente sono stati scaricati e dati all'Italia, agli italiani per la maggior parte, anche un po' in inglese e tedeschi, perché ci sono 2 ebook, uno in tedesco e uno in inglese, tradotti da una ragazza di Roma, che ringrazio perché è stata grandissima, l'ha fatto gratis, no? Sono stati scaricati 1,5 milioni praticamente di circuiti gratuiti, non ho chiesto niente a nessuno, quindi io non ho cercato nessuno e nessuno mi deve niente per questi circuiti. Adesso il lavoro sta andando molto bene, il lavoro gratuito che stiamo facendo il Marietto Veneziano, e chi segue il Marietto Veneziano, no? Come il De Gara, che sta promuovendo anche lei in modo gratuito l'esibile pendolino nelle sue finestre, che dà lei venerdì alle 21:30 e al lunedì alle 21:30 nel suo canale. Chi non conosce il De Garda ancora, basta che vada sul sito di YouTube, scrive il De Garda e si può iscrivere per fare le domande, no? Ciao Antonia, scusa. E ciao Sabrina, ti ho già salutato prima. Quindi, come si suol dire, per capire l'impegno che si sta mettendo il Marietto nella divulgazione, proprio perché sono periodi impegnativi, un po' impegnativi per tutti e soprattutto per la nostra nazione, no? Perché molti non si sono ancora resi conto che la nostra fortuna, e qui devo spiegarlo bene, cioè la gente si sveglia la mattina e comincia a lamentarsi, no? Guadagna 2000 euro, sono troppo pochi, e vuole 2005, perché dice alla fine del mese non ci riesco ad arrivare. Ne guadagna 2005 e dice sono troppo pochi, devo arrivare a
3000, no? Cioè praticamente il verbo delle persone è il lamentio, no? Nessuno che riesce ad accontentarsi. Il problema non è tanto la quantità, ma è di come uno ne usa, no? Ma non riesce a capire che se in questo periodo stiamo ancora vivendo periodi di grassa, no? È perché sono successe due cose molto importanti. La prima è successo che nell'86-87 più o meno, quando dall'est l'Unione Sovietica, cioè adesso non è più l'Unione Sovietica, ma questo Stato che aveva questa grandissima forza militare voleva invaderci, è stato fermato da un problema tecnico, tra virgolette, di Chernobyl. Ma questo perché è avvenuto? Perché i cabalisti, no, avevano deciso che nel 95 Internet sarebbe stato il mezzo in cui avrebbero divulgato la Cabala. E quindi di conseguenza, se quelli dell'est ci avrebbero invaso e deportato nei campi di concentramento, come hanno fatto con tutti i paesi satelliti, dalla Cecoslovacchia all'Ucraina in avanti, chiaramente la Cabala a questo punto i cabalisti non avrebbero potuto averla, no? Quindi noi viviamo in un momento magico, in un momento in cui dovremo avere la forza di accendere la materia grigia e cominciare a ringraziare il cielo ogni giorno che ci svegliamo, che siamo in un paese praticamente in cui possiamo fare molto, chiaramente non tutti possono fare tutto, ma in cui abbiamo la possibilità che se vogliamo possiamo studiare e anche se volete la Cabala. Quindi ci vuole un po' di rispetto anche per questa fortuna che noi abbiamo, no? Il Marietto, ve l'ho spiegato, ha messo 1000 pillole con 8000 ore di visualizzazione in meno di un anno, quindi qualcosa ha fatto il Marietto, no? Idem la Hildegarda. È chiaro che anche chi contatta il Marietto deve fare il suo, cioè a un certo punto se uno vuole qualcosa di personalizzato deve pagare almeno un minimo sindacale, no? E quindi non venitemi a contattare sperando di mendicare dei consulti gratuiti perché avete sbagliato strada. Dovete ringraziare il Padre Eterno che i cabalisti hanno deciso che nel 95 dovevamo cominciare a conoscere la Cabala. Se no molti di quelli che vanno in giro a lamentarsi sempre a quest'ora sarebbero sotto 30 metri in Siberia dentro qualche cella. Questo è un piccolo excursus perché vedo sempre gente che si lamenta a destra e a sinistra, no? E ce n'è sempre una, se hanno 3.000 ne vogliono 3.500. Ringraziate il cielo che non va di peggio. Comunque, detto questo, passiamo oltre e vediamo un po' le tematiche di oggi perché volevo un po' parlare di certe cose che fortunatamente molti non vedranno mai, no? E non capiranno mai. Però prima di questo vorrei dire una cosa. Ci sono state delle persone, no? Che quando è entrato Marietto in Facebook l'hanno invitato nel proprio gruppo privato, no? E a un certo punto il Marietto ha detto, io vengo nel gruppo privato, ti metto anche i testi, i circuiti, il link, cioè non sono stato io ad andarli a cercare, no? Sono stati loro a venire a cercare il Marietto. Però i patti erano, io vengo, no? Sono anche contento di aiutarti a movimentare il gruppo, però il Marietto o lo prendi tutto in un pezzo solo, o non è che sono lì a fare il servetto, che se ti va bene una cosa o sì o no. Cioè io vengo per farti un favore, perché il Marietto cammina già con le sue gambe da sola. Ho una paginetta con 3.000 amicizie, ho un canale con 1.300 iscritti, abbiamo Telegram, abbiamo Twitter e ne abbiamo tante altre, no? Però a un certo punto, come stamattina, vado in un canale privato, no? Cioè scusate, in un gruppo privato in cui mi avevano invitato, cioè non è che io mi ero proposto, mi avevano invitato, no? Vedo che mi hanno bloccato un video che avevo messo, una live. Cioè, allora il concetto è molto semplice, cioè, prima mi invitate, mi dite sì, fai quello che vuoi, carta bene, e poi, no? A un certo punto l'amministratore si alza la mattina e fa questo sì, questo no. Cioè, capite che
Cioè voglio dire, capite che non funziona così, no? Cioè non è che vi potete alzare la mattina, invitarmi, dirmi fai quello che vuoi perché conosciamo, poi se ne alza un altro, così il nostro maledetto è uscito, li ha bloccati, e quando verrà il prezzo da pagare ognuno poi tira le somme. Penso per dire che se invitate il Marietto nei vostri gruppi, che siano privati o pubblici, ma che lo invitate, perché io non sono andato a cercare quel gruppo, no? E mi dite una cosa, che siate coerenti, se no amici come primi lasciamo stare. In ogni caso io li blocco, cioè sapete che andate poi a pascolare da altri gruppi, che a me queste cose qua non mi interessano. Bene, adesso ritorniamo un po' sulle tematiche di stamattina. Stamattina vi voglio spiegare che c'è sempre un prezzo da pagare, sempre. In una pillola ho già raccontato di questi 3 ingegneri, ma lo voglio riprendere perché molte volte li racconto in modo molto mielato, cioè indoro la pillola per non... Ma anni fa, no, era successo che lavoravo per una società informatica, sono sempre tutti racconti di fantasia, sapete che il Marietto gli piace raccontare le cose di fantasia. Lavoravo per una ditta di informatica. Cosa è successo? A un certo punto entra il tecnico informatico, è una ditta governativa, cioè io ero una ditta privata che lavorava per un governo. E il tecnico, che aveva già una paga insomma importante, no? Non era un governo italiano, praticamente si avvicina a me, parliamo, io stavo preparando le mie lezioni, stavo preparando il mio curriculum da dire agli studenti, no? Il mio curriculum formativo per gli studenti. Il tecnico si avvicina, gironzola intorno al Marietto, fa finta di mettere a posto i computer, praticamente li spolverava perché i computer erano già a posto. Sapete, faceva quelle finte, no? Quando non sai cosa fare, ti avanza 2 o 3 ore. E veniva a vedere il Marietto. Io mi ero accorto che c'era quest'aula bellissima, immensa, extra lusso, no? E ho pensato, ma chissà, di solito non si vedeva mai, era sempre imboscato in qualche ufficio a mettere a posto qualche computer. Ma là della favola si avvicina, ci mettiamo a parlare e io ho un flash che resto gelato. Praticamente vedo che questo qui sarebbe, in certo senso, avrebbe lasciato il corpo materiale in un incidente di aereo. A che il vostro Marietto era un po' spaventato, no? Perché insomma volevo dirgli, guarda, non prende più aerei, no, nella vita, perché molto probabilmente avrai... Però sapete, un po' perché il Marietto era un insegnante informatica, un po' perché in fondo quello lì neanche sapevo chi era, no? Anche se lui veniva dentro l'aula a controllare il Marietto, un po' perché molto probabilmente mi avrebbe preso per matto. Comunque morale della favola, la stringo, io sono andato vicino a lui e gli ho detto, senti, forse è meglio che ti fai un'assicurazione sulla vita. Lui non ha capito il messaggio e era un po' anche borioso, no? Perché sapete, essendo un ingegnere informatico per il governo, insomma quelle cose lì, no? Oh, morale della favola, cosa è successo? È successo che sono andato a dirglielo a una sua collega, di avvisarlo, io non avevo il coraggio di dirgli di non prendere un aereo. Ma cosa è successo? È successo che alcuni posti di lavoro non è che li danno ad alcune persone perché sono belle, brave, intelligenti, le danno perché chiaramente devono fare parte di un gruppo. Mago Frabato lo spiegava bene, no? Quindi questo tecnico qui si era preso quel posto non perché era il più bravo, bello, intelligente di tutti gli altri, ma perché si era accodato a un gruppo esoterico. Lui magari non sapeva neanche, no? Gli dava una paga stratosferica. E quindi cosa è successo? È successo che, la faccio corta, no? A un certo punto gli hanno chiesto a quel tecnico di fare un servizio extra, cioè praticamente con altri 2 ingegneri, cioè lui era il terzo ingegnere, no? Dovevano fare
Io poi questo l'ho saputo molto tempo dopo, chiaramente, per vie traverse, e questo è un racconto di fantasia, no? Doveva fare, diciamo, non una falsa testimonianza, ma doveva limare in un processo delle, come si suol dire, delle perizie, no? In altre parole doveva dire, in sintesi, che un insegnante informatica aveva fatto delle cose che poi non era vero, no? E con altri due ingegneri che non facevano parte di quel governo dovevano essere chiamati come periti per testimoniare che quell'insegnante aveva fatto quella marachella, il che non era vero, no? E per muoverli un po', cosa è successo? Gli hanno proposto 70.000 euro di quel tempo là, no? Anche questi qui chiaramente hanno visto 70.000 euro, poi hanno visto che sarebbero stati aiutati di più nei posti di lavoro, hanno visto che insomma era un calcio di rigore senza il portiere, subito sono saltati sul carro del vincitore, no? Però cosa hanno fatto con questi 70.000 euro, questi tre ingegneri? Visto che erano soldi in più, no? Si sono comprati un Piper. Si sono comprati un Piper, no? E visto che, sapete, erano giovani, no? 29-30 anni, quando uno ha una laurea in tasca, ha questi 70.000 euro in tutti e tre, no? Ho detto, ma compriamoci un Piper, no? Così andiamo, un Piper di seconda mano molto probabilmente, no? Così andiamo in giro per questo stato. E cosa è successo? Il giorno dopo, cioè la sera prima del processo, di questa apertura del processo, sono andati a fare un giro col Piper su per le Alpi, no? Il problema cosa è successo? Che, come vi ho sempre detto, c'è sempre un prezzo a pagare. Questi non hanno fatto i conti con l'oste. E come aveva visto il Marietto, l'aereo poi, capite? Quindi li aspettavano per il processo, invece sono dovuti andare a cercare perché sono caduti tutti e tre giù da 4.000 metri. Allora, questa è una storia di fantasia, però questi 70.000 euro, io mi ricordo quando quello che doveva darglieli, tremava a darglieli perché si era informato e qualche veggente gli aveva detto come sarebbe finita, no? Poi sono andati a Marietto a dirgli, ma Marietto, glieli diamo a sti 70.000 euro? A sti qua che, Il Marietto sapete che è sempre generoso, no? Se può metterci una mano, la mette col cuore, gli ha detto, senti, tagliamo la testa al toro, daglieli, va? Se proprio li vogliono. E così la storia finisce qua, è una storia di fantasia, si sono beccati 70.000 euro al Piper e poi il Piper purtroppo non ha tenuto a 4.000 metri di altezza. Quindi capite, cari miei, che alcuni posti di lavoro, quando vengono date a gente che non ha le competenze professionali, le capacità di riuscire a capire perché sono stati scelti loro e non magari uno che effettivamente valeva, non è che sono gratis, c'è sempre un prezzo da pagare. Questo è un primo caso, no? Che proprio questo qui era un padre. Io in quel periodo lì, poi quando sono caduti, ero anche in vacanza, apro il giornale e dico, caspita, però è caduto sul serio. E ci sono rimasto male, volevo andare anche al funerale, ma mi sembrava troppo. Sembrava troppo, dico, no, ho anche pianto per queste persone, però sapete, uno che va a fare false testimonianze in un processo contro un innocente per 70.000 euro, si va a prendere il pipe per fare il galletto, sapete? Un giro per farsi fotografare che loro sono sul Piper che hanno ricevuto, capite? A un certo punto c'è sempre il prezzo a pagare. Ripeto, queste sono storie a fantasia, non andate a dire in giro che Marietta dice le storie vere, queste sono birecchinate. Un'altra storia è stato quando il Marietta era piccolino, no? Sempre così, ho avuto un flash, no? Ero in ascensore con un tipo. E cosa è successo? Dove lavorava il Marietto ai tempi, no? Lui faceva il cameriere, il barista, e a un certo punto è arrivato uno stilista famoso. È arrivato uno stilista famoso, no? Di quelli, con dentro come si suol dire, io pensavo che era la guardia del corpo, ma era un fotomodello, io non sapevo chi era. Praticamente il cappellano Charlie mi dice, senti Marietto, vai a spiegargli dov'è la sala
delle manifestazioni a questo signore. Io non sapevo chi era questo tipo qui, poi l'ho riconosciuto in ascensore, che era uno stilista a livello internazionale famosissimo. Mentre siamo in ascensore, no? Il marietto guarda questo uomo e vede che questo uomo guarda il marietto. Chiaro che avevo 40 anni di meno, e questo uomo, insomma, mi faceva un po' paura, no? Nel senso che vedevo che questo uomo qui, cioè sì, ho letto cosa stava pensando, e ho letto che questo tipo qua, a parte che gli piaceva il marietto, però non capivo se era un cannibale o se gli piacevo fisicamente. Il problema è che ho letto anche cosa stava pensando quello che era con lui, no? Oh, questi sono racconti di fantasia, non andate in giro a dire che il marietto dice queste cose qui, perché io nego, qui lo dico, qui lo nego, Queste cose restano fra me e te e noi due mia. Allora cosa è successo? Io esco dall'ascensore spaventato, no? Corro a cercare uno che conoscevo, che era la guardia, il capo delle guardie di sicurezza privata, e non lo trovo. E allora mi rimane di dirlo a Cappellano Charlie, no? Il Cappellano Charlie, sapete che abbiamo sempre avuto un feeling, io e il Cappellano Charlie, mi guarda, mi dice: Marietto, ma è vero quello che dici? Sì, signor Cappellano, guardi, questo signore qua, mentre in ascensore, ho sentito chiaramente nel mio cervello che questo qua vuole sparare in testa a quell'altro. E il Cappellano Charlie, che faceva parte del gruppo che era affiancato al gruppo Bertoldo, subito si alza in piedi, nel senso era già in piedi, ma addrizza le orecchie e fa prelevare questo tipo che era con questo grande stilista. Insomma, morale della favola, in quel posto lì c'erano psicotropici che usavano per interrogare le persone, no? Lo interrogano tutta la notte e alla fine è saltato fuori che non era vero, che il marietto si era inventato tutto, perché non riuscivano a farlo parlare anche col psicotropici, che questo tipo aveva pensato quella cosa lì. Cosa è successo? Passano gli anni e a Miami hanno impallinato quella stilista. E mi è venuto in mente, aprendo il giornale, dico: quando lo diceva Marietto non ci credeva nessuno. Quindi l'hanno deciso praticamente, non dico che è stata una dagita, no? È stato magari un lavoro occulto, però il Marietto dentro quell'ascensore ha visto perfettamente cosa stava pensando quella guardia del corpo o quello fotomodello, chiamatelo poi come volete, no? E questo è un caso. Un altro caso che vi voglio raccontare così en passant è stato quando ho visto quel tipo, era un flash che arrivavano, ma non ci davo mai caso, no? Nel senso che poi alla fine è successo che avevo visto un tipo che aveva fatto la spia, no? Che sarebbe in un certo senso, insomma, andato via dentro un lenzuolo bianco, no? Io sono andato lì e gli ho detto: guarda che, cioè non io, gli ho fatto dire a un mio collega di lavoro, perché sapete che Marietto è sempre un po' timidino, no? Guardate dalla favola cosa è successo, dopo 2 anni, 1 anno e mezzo, 2, si ferma la macchina, però è chiaro, quello è stato un attacco occulto per il semplice fatto che aveva fatto la spia contro un gruppo esoterico, no? E quindi è chiaro che gli hanno portato il conto, prima l'hanno innalzato e poi a un certo punto, quando era bello scarico, l'hanno attaccato e via, no? Quindi, cari amici, quando uno cerca un posto di lavoro, tutti e tre avevano dei posti di lavoro magnifici, no? Però quando uno cerca un posto di lavoro sopra le righe, o gli danno magari 70.000 euro per prendersi il pipe e fare falsa testimonianza, capite che c'è sempre poi qualcuno che, anche se infatti io gli chiedevo a questi miei nemici, racconti di fantasia, ma perché fate così, no? Cioè, perché li trattate così? Cioè, prima li pagate e poi li spegnete. E loro mi dicevano: ma sai Marietto, se fanno queste cose a te che sei un santo, figurati a noi cosa ci farebbero se potessero. Però gli dicevo: però non è male come teoria. Quindi, cari amici, quando vi propongono dei posti di lavoro sopra le righe, quando vi propongono magari dei lavori o delle false testimonianze che vi dicono: ma sai, quello è uno scemo,
vieni, devi dire che hai visto che faceva così. Dovete sempre ricordarvi che poi arriva il conto. E il conto poi, oltre che lasciare questo piano vibrazionale, è il basso astrale. Bon, questo è solo per dirvi 2 o 3 racconti di fantasia del vostro marietto. Bene, detto questo, per assicurarvi, il vostro marietto cosa vi dice? Vi dice di andare nel sito capitano.altervista.org, scaricare i circuiti difensivi, protettivi, quelli che tagliano i legami perniciosi, e di attivarli. Sono gratis, funzionano anche se uno non ci crede. Eventualmente potete andarvi a fare, come ho già spiegato in altre pillole, dei riti propiziatori che si fanno di solito. La gente li fa quando ormai è al fondo schiena piatto, ma nella realtà i riti propiziatori o di Saturno di bando si fanno quando si sta bene, non quando si sta male. Perché quando si sta male poi si va in giro a mendicare magari qualcuno che lavori gratis per voi. Ma non funziona così. Nessuno è così stupido di prendere le legnate per uno che ha un karma marcio. Capite? Quindi, no, certo ci sono, no? Ma magari sono stupidi. Cioè uno deve essere abbastanza saggio di capire che se ha il karma buono è meglio che lo protegga sempre di più. Perché purtroppo quando la situazione è va che sono usciti dalla stalla, poi diventa molto più difficile. Poi non dovete andare in giro a dire quello vuole i soldi, è chiaro che uno vuole i soldi. Cos'è? Uno vive d'aria? Cioè voi vivete d'aria? Penso proprio di no, no? E poi è uno scambio di energia in ogni caso. Ognuno il suo lavoro, ognuno il suo job. Quindi, detto questo, non venite a rompere le scatole al marietto se non avete 20 euro in PVT cercando di mendicare. I miei clienti sanno come lavoro, sanno che il prezzo è quello, alcuni sono soddisfatti, altri sicuramente meno, ma quando io dico che una cosa è rossa, non sto lì a inventare riti operativi che non servono a niente. Lo dico chiaramente, se uno mi viene a chiedere, ma con questo rito quell'altro mi ha detto che funziona, se io vedo che non funziona, non funziona. Magari l'altro deve pagare l'affitto, no? Però capite che non funziona così, no? Bene, detto questo, grazie di avermi seguito, vi ricordo che la replica sarà sul canale YouTube e questo video più o meno vedranno 150-200 persone. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!